C'è il depuratore comunale di Fuscaldo, il cui affidamento diretto vale 1 milione di euro tra le gare pubbliche, al centro dell'indagine della Guardia di Finanza di Paola, che oggi ha portato all'arresto di 14 persone. I soldi tanti, le cifre ricostruite nella mole di documenti esaminati dalla Polizia Tributaria per la realizzazione dei lavori, nel cui elenco figura il ripristino del lungomare della cittadina tirrenica per un valore di 236.000 euro e ancora la gestione di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti in discarica, il cui appalto, anche qui con il conferimento diretto, è pari a 4 milioni di euro, non solo lavori ma anche incarichi professionali. Nel presunto comitato d'affari coinvolto un dirigente del comune di Cosenza. L'inchiesta, partita nel 2017, avrebbe infatti un fascicolo dedicato ai lavori di completamento della chiesa di San Domenico, il cui valore per l'affidamento è stato di 1.920.000 euro. I lavori aggiuntivi, in particolare per l'efficientamento energetico del teatro Orrendano, per 90.000 euro. Burocrati, imprenditori ed amministratori, che è una commistione di interessi, gli inquirenti parlano di vero e proprio sistema, avrebbero operato in danno dei due comuni. L'inchiesta, culminata con l'operazione Merlino, conta 20 indagati.